A 2 settimane dal primo turno, in 16 comuni veneti sopra i 15.000 abitanti, i cittadini sono chiamati nuovamente alle urne per i ballottaggi. Rispetto a 15 giorni fa, quando la concomitanza con le elezioni europee aveva portato gli elettori ai seggi sabato e domenica, stavolta si torna ai tradizionali giorni di domenica e lunedì. Domani urne aperte dalle 7 alle 23, il giorno seguente dalle 7 alle 15. Una volta terminate le operazioni di voto inizierà subito lo spoglio. C'è un unico capoluogo di provincia coinvolto in questa tornata elettorale. Si tratta di Rovigo, ma occhi puntati anche su Vittorio Veneto nella Marca Trevigiana, su Portogruaro, Spinea, Scorzeno, Ale per la provincia di Venezia. In quella berica si attende l'esito delle sfide di Bassano del Grappa, Valdagno, Schio e Montecchio Maggiore. Per quanto riguarda il Padovano si vota a Selvazzano Dentro, Rubano e Monselice. Infine per la provincia veronese lunedì sera si conosceranno i nuovi sindaci di Pescantina, Legnago e San Bonifacio. E naturalmente, come sempre, Antena 3 seguirà la partita dei ballottaggi con una lunga diretta. Inizieremo alle 13.30 con ospiti in studio e collegamenti con i nostri inviati, poi alle 15 alla chiusura delle urne seguiremo minuto dopo minuto lo spoglio, fino all'elezione dei sindaci che guideranno questi comuni per i prossimi 5 anni.